portare il saluto e l'apprezzamento dell'associazione per queste iniziative che riguardano direttamente la categoria, anche al di là degli aspetti sindacali. Diceva prima giustamente Ribichesi che la categoria in questo momento è impegnata in una drammatica di molti versi, perché i disoccupati della categoria sono sempre maggiori, questo è il principale problema che oggi il sindacato a tamponare 1000 vertenze, e quindi diciamo da certi temi che interessano molto e che dovrebbero vedere maggiormente impegnata la categoria con le sue rappresentanze istituzionali e sindacali, è distratta da queste vertenze, da queste questioni contingenti, e quindi ha diciamo meno opportunità per occuparsi invece anche del rapporto che vi è tra l'informazione e la cultura, anche nel caso specifico dell'applicazione della legge, ma non soltanto nel caso specifico dell'applicazione della legge, cioè un sindacato, io credo, si occupa non soltanto delle questioni di cornice, delle questioni contrattuali, ma può occuparsi, legittimamente può occuparsi, come avviene nei sindacati aziendali, anche dei contenuti del messaggio che poi vengono trasmessi dai mezzi di informazione. Quindi questo tipo di convegni sono utilissimi, probabilmente potrebbero essere un pochettino più una partecipazione più numerosa, anche questo non è che sia un indice molto positivo spesso dell'attenzione che la categoria dimostra sui temi di carattere generale che dovrebbero riguardare maggiormente, ma di questi temi preferiamo parlare poi. Porto anche il saluto di Carlo Israeli, che è membro direttivo dell'associazione della stampa, giornalisti, anche noi come me siamo qui in rappresentanza per lei. Nell'ordine c'è quando. Sì. Grazie e buon lavoro. Sì, c'è, come diceva Peretti, c'è una certa distrazione dovuta ad altri problemi contingenti, magari più pressanti, però direi che non devono distrarre questi problemi, perché anche questo fa parte anche dell'occupazione, fa parte anche dell'allargamento della categoria dei giornalisti. Tutte le trasformazioni che ci sono in atto, per esempio, non possono soddisfare, diciamo, i paletti che erano stati messi 30 anni, 40 anni fa per il regolamento sia della professione ma anche in termini contrattuali. E oggi abbiamo, sabato scorso, come sapete, alcuni di voi sanno, si è fatta un'assemblea di giornalisti pensionati alla quale io appartengo, a questa categoria, e la grande preoccupazione dell'ente di previdenza, che è alle soglie del commissariamento, non ce lo dimentichiamo. E questo perché? Perché, per esempio, gli ordini professionali non hanno fatto rispettare in tutto le contrattualizzazioni, eccetera, per cui ci troviamo che ogni 3 giornalisti operanti ce n'è uno in pensione. Io credo che in realtà come la nostra, come la Sardegna, che ha o dovrebbe avere una forte vocazione all'autonomia, anche i problemi che Filippo Peretti ha sollevato, quelli della disoccupazione e dell'occupazione dei giornalisti, sia strettamente collegata alla capacità che la classe dirigente, intesa nel senso globale, non solo quindi la politica, ma la cultura, l'intellettualità, l'imprenditoria, le forze sociali, hanno di essere dentro l'autonomia. Dico questo perché io ho due esempi che mi vengono in mente di altre due Sardegne dell'Europa,
dove fondando proprio sulla propria autonomia, sul senso della propria autonomia, intorno ai fatti culturali e linguistici si sono create forti occupazioni. In Galizia la televisione della regione ha 700 dipendenti e tutto intorno lavorano altre 1200 persone, quella catalana è arrivata a livello di quasi 2000 occupati che lavorano in televisioni che parlano, che trasmettono tra l'altro in tutto il mondo attraverso i satelliti nella loro lingua. Noi abbiamo una legge, e sono molto d'accordo con chi afferma che comunque, meno male che ce l'abbiamo, però noi abbiamo una legge minimalista, è una legge che non si fonda sul senso dell'autonomia che tutti abbiamo, dovremmo avere. Tant'è vero che diceva Pintori che di alcune di queste cose non si sa neanche se sono già entrate in vigore da 12 giorni o no. Non si sa, ma ci sono alcune cose che la Regione poteva fare benissimo anche prima di avere una legge di questo genere, come per esempio affidare le proprie comunicazioni esterne alla lingua sarda, cosa che in Galizia e in Catalogna fanno molto prima che fossero nate le televisioni e i giornali in quelle lingue. Niente vieta alla Regione di fare i propri cartelli bilingui, non c'è nessuna legge che glielo vieta. Oggi c'è una legge, però non c'era neanche bisogno di aspettare che scadessero 3 mesi, no? Settembre, ottobre, novembre, dicembre, perché si cominciasse. Segni di questo genere non ce ne sono. E quindi credo che tutto dipenda da questo, ma io credo che così la Fondazione mi abbia chiamato per parlare di questa esperienza che insieme a Sardegna 1 si fa, che è quella di produrre televisione in sardo. Noi abbiamo fondamentalmente un telegiornale, un telediario che è strutturato come un telegiornale nazionale, cioè un telegiornale che dà conto di tutto quello che capita nel mondo, compresa la Sardegna, e in cui la gerarchia delle notizie è sulla importanza delle notizie, per cui a volte si apre con una notizia di fatti avvenuti fuori dalla Sardegna, all'estero, indipendentemente che siano capitati dall'altra parte del mare o in Cecenia o in Brasile, e via via con una degerarchizzazione si costruiscono le notizie. Io credo che questo sia molto importante per 2 ragioni. La prima è per mostrare che il sardo è una lingua utilizzabile per tutto, cioè non è una lingua di falci, una lingua di vocile, ma è una lingua su cui si può parlare di tutto. L'altra questione secondo me importante è quella di far capire che il linguaggio politico, cioè il linguaggio giornalistico, è un linguaggio che usa delle parole che hanno una valenza universale. Esiste, diciamo così, un gergo, no, della politica che non ha bisogno di essere tradotto in sardo attraverso perifrasi solo perché nella nostra lingua fino ad oggi non si sono utilizzate parole specifiche. E questa è una cosa importante. L'altra questione importante è quella, un po' che è stata accennata da Ripichesu nella sua introduzione, è che la lingua sarda è
ha in sé la capacità di essere capita da tutti, e questo mentre è difficilissimo convincere la gente, cioè io logudorese, parlando con Vindice di Bichesu, Campidanese, vabbè, no, sto facendo un esempio, vabbè, uguale, va bene anche Sassarese. Mentre se parliamo così e ci intervistiamo a vicenda, io logudorese e lui sassarese, abbiamo una sorta di blocco, di resistenza che ci può persino convincere che non ci capiamo. Davanti alla televisione questa barriera cade. Io intervisto ovviamente le persone nel linguaggio che conoscono. Se sono un capitano, intervisto il capitanese, se sono in Gallura parla in gallurese, e nel momento in cui lo spettatore vede l'intervista in campidanese ha questa caduta di blocco, lo capisce immediatamente. All'inizio io ho un'esperienza per raccontare. Il mio operatore, con lui sono andato una volta a intervistare a Liliu. Naturalmente Liliu parlava in capitanese e lui, nel momento in cui riprendeva, ha detto: non ho capito nulla. Quando ha visto la cosa sullo schermo ha immediatamente capito tutto, e probabilmente questo deriva anche da una diciamo così, da una sedimentazione politica che in quasi 25 anni che si combatte questa battaglia per la lingua ci siamo sentiti piovere addosso. Cioè, dire che i sardi non si possono capire fra di loro se non utilizzando una lingua franca ha fatto questo, ha fatto diventare realtà quello che non era in realtà. La televisione in qualche modo ha fatto cadere questa barriera, e mi sembra una cosa straordinariamente importante. Ora ho chiuso. Noi abbiamo cominciato questa esperienza quasi 3 anni e mezzo fa. Non esisteva legge, non esistevano provvidenze della regione, ahimè non esistono ancora, almeno per noi, ma non abbiamo chiesto permesso a nessuno, l'abbiamo fatto. La cosa è andata bene, è andata talmente bene che, voglio dire, molti inserzionisti pubblicitari chiedono che la loro pubblicità sia dentro su Telediario. Questo voglio dire che la legge è di un grandissimo aiuto, speriamo che lo sia, e che in qualche modo aiuti chi in questa battaglia crede da anni, perché non vorrei che aiutasse, come credo che dovrà fare perché non ha strumenti per rifiutarlo, un docente universitario che sta girando le scuole del Nuorese per organizzare un seminario per vedere se esiste davvero la lingua sarda. Io ripeto un po' quello che ha detto Pietro, quello che ha detto Gianfranco, con una aggiunta: mi spaventa, mi preoccupa ancora anche l'attesa che negli anni si è venuta a creare su questa legge e sui prodotti di questa legge. Vi spiego. Io non vorrei che attraverso la dotazione finanziaria di questa legge passassero anche surrettiziamente operazioni di salvataggio o di sostegno a operazioni, scusate la ripetizione, che con la lingua sarda hanno ben poco a che fare. Attenzione, io riprendo quello che dice Pietro, attenzione agli organi che devono controllare sulla distribuzione di queste risorse. Non vorrei anche che l'osservatorio fosse la palestra per le esibizioni di docenti universitari più o meno capaci di mettersi in mostra. Ecco, quindi la cosa fondamentale in questa legge sono gli organismi di controllo, a chi i soldi vengono dati,
soprattutto come vengono distribuiti. Non vorrei che ancora una volta fosse il modo per far passare leggi per terremotati, dove i terremotati sono coloro che hanno messo in piedi operazioni a perdere e che attendono i soldi pubblici per rientrare di questi soldi. È un rischio gravissimo, sul quale non so quali siano poi, Pietro, c'è gente che attende questi soldi, anche se non lo sapete. C'è gente che attende anche questi soldi, sono diverse operazioni più o meno chiare. Ecco qual è la sottolineatura del controllo che deve essere effettuato. Non so se gli organismi preposti al controllo saranno in grado, avranno gli strumenti per effettuare veramente questo controllo.